cambiamento, dove la crescente richiesta energetica è una realtà, questa espone alla necessità di interventi concreti per rispondere alle esigenze del mercato. Infatti, con la delibera 318 del 2020 del 4 agosto, le comunità energetiche per le fonti rinnovabili diventano realtà. E proprio oggi, presso la sala corsi della provincia di Treviso, il focus operativo sulle comunità energetiche rinnovabili tra modelli, iter costitutivo e atti prodromici e processo partecipativo con il CEV ANCI Veneto e il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con il patrocinio della provincia di Treviso. Ne abbiamo parlato con Massimo Cavazzana, presidente della Consulta Lavori Pubblici ANCI Veneto, Roberto Bett, consigliere regionale, membro della terza commissione regionale, Andrea Tasinato, presidente del CEV, e Alberto Soldà, direttore del consorzio. I nostri enti locali hanno una grande opportunità, le comunità energetiche fanno veramente la differenza. Dal punto di vista pratico siamo in un momento molto critico perché i nostri comuni naturalmente hanno dei costi energetici che sono più che raddoppiati. Le comunità energetiche ci danno una grande opportunità, primo perché possiamo svecchiare proprio i nostri edifici e possiamo introdurre all'interno dei nostri edifici soprattutto il solare termico e fotovoltaico. Il fotovoltaico è essenziale per le nostre comunità e questo può essere integrato in che maniera? Può essere integrato soprattutto in quegli edifici che hanno la capacità di introdurre il fotovoltaico e l'energia che se ne ricava, una parte serve per la propria comunità, per il proprio comune, una parte può essere data a chi? Alle persone che ne hanno necessità, addirittura alle persone che sono in difficoltà. Lo Stato ha messo a disposizione questo processo che permette di avere anche dei ritorni economici proprio all'ente locale, ma può fare anche distribuendolo alle persone che ne hanno necessità. Quindi noi diventiamo player all'interno di una realtà nazionale. Fino a prima questo non era possibile perché c'erano anche dei meccanismi giuridici che ne impedivano la possibilità. Oggi invece diventiamo protagonisti. Dobbiamo capire bene lo strumento, usarlo bene nel territorio e soprattutto far sì che questo diventi anche un aspetto sociale importante per le nostre famiglie. Noi come Regione abbiamo recentemente approvato una legge dedicata proprio alla promozione delle comunità energetiche, mettendo a disposizione anche dei fondi. Non sono fondi importanti, però insomma è un incentivo per farle partire. Questo permette di avere alla signora Maria, alla piccola e media impresa, una bolletta energetica di molto più bassa rispetto a quella che sta affrontando in questi momenti. Ricordo che oggi le bollette energetiche stanno raggiungendo livelli del 100, 120%, 200% rispetto alle cifre e ai prezzi dell'anno scorso. Quindi c'è un'urgenza assoluta di andare incontro alle esigenze delle nostre famiglie e delle nostre imprese. È importante guardare le comunità energetiche perché ti dà la possibilità di poter risparmiare soprattutto nei consumi. Il costo è un di cui, perché il costo è il prezzo per la quantità, che oggi come oggi non si conosce quanto potrebbe essere. Già si parla di più 59% del prezzo rispetto a prima. Ma la comunità energetica è importante anche perché si può realizzare attraverso l'impiego e l'uso di altre tecnologie. Quello che noi stiamo promuovendo e stiamo cercando di diffondere sui nostri clienti, soci, è l'impiego alternativo di anche altre tecnologie, che non sono solo il fotovoltaico, ma ci sono tecnologie che consentono di avere anche maggior risparmio nei consumi. Noi vogliamo far risparmiare i cittadini. Il consorzio CEV ha sviluppato un suo modello di gestione della comunità energetica che parte da un presupposto, quello di andare a conoscere quello che è un modello virtuale nelle sue varie fasi gestorie, partendo da quelli che sono impianti fotovoltaici che magari si possono trovare già all'interno del comune avendo le caratteristiche proprio per poter essere appunto realizzate. Il consorzio ha studiato un paio di quelli che sono tutti gli aspetti normativi, proprio perché la normativa dava spazio di scelta su quali formule organizzative adottare, quindi ha fatto una scelta per il modello che è quello dell'associazione. Questo modello è già stato acquisito da circa una ventina di pubbliche amministrazioni che lo hanno deliberato e siamo in attesa, una volta avuto gli ultimi chiarimenti dal GSE, di poter andare a registrare queste comunità. Saranno piccole comunità, però
si prepareranno a quello che sarà lo sviluppo futuro che partirà, secondo noi, da quando usciranno i bandi del PNRR. Quindi un modello semplice, facile da gestire, dove prepararci per poi quello che sarà sicuramente un'implementazione con altri elementi.